Un cambio di gestione che, come prima cosa, non deve essere avvertito come un cambiamento dai cittadini. Aprica, che dal 1 febbraio sarà l'unica società a gestire l'igiene urbana nei 10 comuni del Tigullio, quindi parliamo di gestione dei rifiuti, ma anche delle altre operazioni di pulizia che vengono svolte nelle città, ha come primo obiettivo quello della continuità con i precedenti gestori, mantenendo gli stessi tipi di servizi alla cittadinanza. E per gli utenti, utenze domestiche, non domestiche, cittadini dei nuovi comuni in cui subentriamo non cambierà nulla. Rimarranno invariati gli orari di esposizione, le modalità di esposizione, bidoni e sacchi che loro oggi hanno, tutto in continuità. Un gestore unico per tutti i comuni del Tigullio era stato deciso da Città Metropolitana, che ha fatto un bando vinto poi da Aprica. La società è già presente a Chiavari, Rapallo, Zoagli e Lavagna, da febbraio anche a Santa Marietta Ligure, Portofino, Sesti Levante, Moneglia, Casalza Ligure e Castiglione Chiavarese. La continuità di cui prima parlavamo sarà anche per i dipendenti che lavoravano per altre società e saranno reintegrati da Aprica o all'interno dei comuni. Aprica in Liguria dovrà servire un bacino di circa 110.000 persone. Tra le difficoltà maggiori c'è quella di mantenere un servizio efficiente anche in estate, quando in alcune località il numero di persone si moltiplica. I mesi estivi sono sembrano proprio comuni diversi tra l'estate e l'inverno. Abbiamo già avuto modo in questi primi 4 anni e mezzo in cui siamo in Liguria di misurarci con la parte di appunto turismo e soprattutto pulizia, che magari in altre aree meno turistiche non è così importante. Ci sono poi obiettivi a lungo termine per quanto riguarda la raccolta differenziata e in generale la produzione di rifiuti. Aumentare la raccolta differenziata, perché questo è un obiettivo che dobbiamo avere e l'abbiamo anche contrattualizzato, ma anche e soprattutto di migliorare la qualità della raccolta differenziata, perché questo valorizza poi il materiale che viene recuperato e quindi va a vantaggio sia dell'amministrazione che della nostra azienda e della città metropolitana. Oltre a questo, in assoluto, l'altro obiettivo importante è quello di ridurre il rifiuto che viene prodotto, perché su questo ci guadagniamo tutti. Ecco, meno rifiuti produciamo, meglio sta l'ambiente e anche i nostri servizi migliorano.